esattamente 10 minuti, quindi sarò brevissimo. Lingue europee, lingua veneta, il veneto, confronto con inglese, tedesco, italiano e francese. Di qualcosa mi è stato già anticipato dal professor Balboni, e quindi è straordinario poter coordinare senza sapere che c'è un intuitus che gira. Allora, eccoci qui. Intanto molto velocemente, veramente 30 secondi a slide, cos'è, dov'è questa lingua veneta? Manca un po' questa visione. Dove la troviamo questa lingua veneta? È una lingua neolatina, questo è stato detto, il primo documento, se sovrapposto all'immagine, possiamo dire potrebbe essere il Indovinello veronese, che del IX secolo riporta già degli elementi del veronese, questo viene certificato anche dai linguisti. La sua origine qual è? La Venetia è il nome che già dal tempo dei Romani veniva dato alla regione che oggi chiamiamo Veneto, in realtà più estesa. Quindi quando noi diciamo si parla veneto anche verso la provincia di Trento, anche in provincia di Udine e di Pordenone chiaramente, a Grado, quindi in provincia di Gorizia, e a Trieste, che pensate non è mai stato parte della Repubblica di Venezia, indichiamo che c'è una continuità nella lunga durata, anche proprio linguistica e anche in un certo senso riguardante proprio la popolazione, che si chiama Veneti da circa 3.000 anni. Dov'è oggi? Io mi sono sbilanciato a dire che è in 5 stati del mondo, contando solamente le comunità madrelingua, quindi quelle che generano nuovi bambini che apprendono la lingua veneta come lingua madre, e è diffusa chiaramente in altri paesi dovuti principalmente all'emigrazione. Quali sono questi 5 stati del mondo? Alcuni ve li ho mostrati qui, quindi in Italia, in Slovenia e in Croazia. Abbiamo qui oltretutto il ministro della cultura dell'Unione Italiana in Istria, e quindi non possiamo che confermarvi che si parlano davvero l'istro-veneto, ma ne sentiremo anche oggi pomeriggio con Susanna Todorovic. I parlanti attivi, anche secondo compatibilmente con il stile UNESCO, sono circa 7 milioni, ma calcolando quanti veneti sono immigrati particolarmente in Brasile, molto probabilmente si potrebbe arrivare quasi al doppio. Ecco, questo è un po' lo schema. Ci sono veneti, venetofoni, anche se non producono più nuovi venetofoni, in Belgio, in Francia, in Canada, in Cile, Argentina, Uruguay, in Venezuela e in Australia. Ecco, vedete, comunità madrelingua queste: in Italia, dove siamo noi, Slovenia, Croazia, Brasile, dove il veneto, il italiano, veneto brasileiro, è riconosciuto come patrimonio linguistico dal Brasile dal novembre 2014, e poi anche in Messico c'è una piccola città, Chipilo, che è formata da persone, da discendenti di emigrati da Segusino, pensate, e c'è anche un gemellato. Chi parla questa lingua veneta? Perché ci dobbiamo chiedere questa lingua veneta che cosa ci porta. Ci porta sì un certo prestigio della Repubblica Veneta, i veneti famosi, qui abbiamo delle prove qui attorno, quindi Marco Polo, no, se è sovrapposto di nuovo, Marco Polo, qui abbiamo Tiziano, Canova, Casanova, Palladio, Vivaldi, giusto per avere un riferimento. E ci sono parole internazionali, qui c'era il link ad un video che potete cercare su internet, su YouTube, 7 parole venete diventate internazionali, lo trovate in inglese e in veneto. Tra queste vi è anche spiegata la parola ciao, che ha origine veneta, ma anche la chiocciolina, la et, che infatti abbiamo utilizzato per l'Accademia, che ci indica che cosa? Ci indica che la tradizione veneta è già innovazione. Questo simbolo ha circa 500 anni, c'è uno studio dell'Università La Sapienza di Roma, quindi non fatto dai veneti, perché se noi siamo messi accanto, e quindi abbiamo la prova che c'è una documentazione commerciale veneziana con dei rapporti con l'area inglese, dove è transitato questo simbolo che rappresentava, non ve lo dico così lo cercate sul video, Qual è la Weltanschauung, la visione del mondo che viene portata dai veneti? I veneti non hanno mai avuto un re, e quindi chiaramente non ci può essere un centro unico della lingua, c'è una confederazione sostanzialmente di pensieri, di persone direttamente, è una rete orizzontale, non è una piramide o una ruota come potremmo rappresentare la Francia per esempio, dove tutto conduce a Parigi. La lingua madre, in questo vorrei proprio integrare quello che ha giustamente detto con grande precisione il professor Balboni, la lingua madre è anche, la lingua madre potremmo dire, è anche lingua matrice, quindi è la lingua che crea la matrice del proprio cervello, ce l'ha spiegato lui, quindi io molto meglio di quanto avrei potuto fare io, anzi lo ringrazio davvero. Ecco, arriviamo veramente a quello che è il contenuto. Veneto come l'inglese. In Veneto, specialmente nel bellunese oggi, ci sono le intertentali dell'inglese. L'inglese I think that,
suona quasi come dire insieme a tesa, no? Sono esattamente gli stessi suoni. Queste cose che magari possono risuonare esotiche, ma in realtà si può dire che in tutto l'entroterra si utilizzava questo tipo di suono prima di dire insieme a tesa, no? Sapete, il fienile. Avrei potuto dire zenoccio o senoccio per dire ginocchio, è la stessa cosa. Verbi frasali. Il Veneto ha i verbi frasali, cosa tipica delle lingue veramente, veracemente popolari. Quindi quando diciamo, io ho fatto degli esempi, l'inglese take off significa anche decollare, non solo spogliarsi. E torsù significa sì raccogliere ma anche assumere qualcuno. L'ho tolto sul tosato perché mi pitturasse il garage o a camera, no? L'ho assunto, non è che l'ho preso su con la macchina, no? Magnar fora. Cosa significa in Veneto magnar fora? Non significa prendere il tavolo e andare a mangiare in corte, no? Significa dilapidare un intero patrimonio. E se magna fora tutto, non si parla di cibo, si parla di soldi, si parla di patrimonio. Far su il masso, quindi elaborare. Dir su, quante volte se le contaminazioni, si diceva prima, le interferenze. Ciao Andrea, mi ha chiamato Giovanni, guarda, mi ha parlato 2 minuti e poi ha cominciato e mi ha detto su per mezz'ora. Se io dico questo in italiano significa che tu per mezz'ora mi hai detto su, no? Espressione dell'obbligo, questo l'ha già detto il professor Balboni, I have to go, in English, mi devo andare, esattamente la stessa identica forma. Non abbiamo l'uso del dovere che ha l'italiano, per esempio il francese. Veneto, sì che sei quello, per te. Veneto come il francese. Negazione potremmo chiamarla a cuffia, je ne pars pas, mi non parto mia, non mia, ne pas, non mia. Doppio pronome che è facoltativo ed elegante in francese, moi, je vais, mi, a voi. Quindi abbiamo 2 pronomi per essere sicuri di esserci capiti. Forma dei tempi continui, tutti quanti lo riconduciamo all'inglese, ma dal punto di vista, vorrei dire, proprio sintattico, la forma non è tanto quella dell'inglese che privilegia una forma, potremmo dire, più morfologica, ma proprio sintattica, cioè i pezzi della frase prendono la stessa forma. Il est en train de partir. Elle est trio, partir. Quindi la nostra particella fissa trio corrisponde a una piccola frase fissa del francese en train de. Quindi dal punto di vista sintattico è esattamente la stessa forma, dove invece l'italiano dice sta partendo, utilizza proprio un gerundio. Veneto come il tedesco, ci sono 2 cose interessanti che valgono anche per le altre 2 lingue, soggetto sempre espresso, inversione interrogativa, ma lo vediamo subito. La metafonia o metafonesi. Chi che parla tedesco qui dentro? Bravi, bene. Questa cosa, lo scopo è che ognuno si riconosca in una parte del discorso, no? Ein Apfel, zwei Äpfel. Come in Veneto, stesso fenomeno, un pomo, do pumi. No? Se no, la dice pumi, sta usando l'umlaut. Solo perché a me non piace mettere i puntini sulle O e sulle U. Non solo sui sostantivi, prego. Pardon, mi corregge il professore. Dovevate correggermi tutti voi, ma dovete essere il professore. E sui verbi, non solo sul sostantivo, ma anche sul verbo ich sehe, du siehst. Quindi c'è un innalzamento della vocale, mi vedo, te vidi. Quando il nonno vi dice curi casa, sta facendo questa cosa esattamente. Non è che rievoca il latino currere, ma mi colo, ti te curi, mi vedo, ti te vidi. Chiaro, no? Veneto come inglese, francese e tedesco insieme. Solo 2 cose, ma capite, quando vi ricordate questo avete tutto in mano. Soggetto sempre espresso. In inglese, he arrives tomorrow. In tedesco, il professore mi corregga se ho sbagliato, è kommt morgen. Perfetto. Francese, il arrive demain. In Veneto dico arriva domani. In italiano posso dire arriva domani. Non ho bisogno di esprimere. In italiano posso dire sei scemo. In Veneto non posso dire si bauco. Perché manca il pronome che è obbligatorio. In versione interrogativa questo è ancora più importante. Quando in inglese, in veneto, in francese e in tedesco si fa una domanda, si inverte il soggetto pronominale e il verbo. Quindi in inglese quando io dico you are crazy è un'affermazione, e anche se io mettessi un punto di domanda è chiaro che questa è un'affermazione. You are crazy, lo so, l'ho capito, te lo dico.
Se ti devo fare una domanda dico are you crazy? Quindi inverto, vedete? Inverto il you con are. In tedesco du bist verrückt. Bon. Domanda bist du verrückt? In francese tu es fou. Domanda es-tu fou? E in veneto decimato. Sitomato, ma vi rendete conto che anche solo da questa slide non si può dire che dal punto di vista prettamente, abbiamo visto cose di suoni, morfologia, di sintassi principalmente, vi rendete conto che il veneto non può essere una variante locale dell'italiano, anche perché ha queste caratteristiche che lo fanno diventare, come abbiamo anche dimostrato nel manuale universitario con il professor Steckman, che il veneto è, e quello era il sottotitolo, la chiave per noi veneti chiaramente, la chiave per capire tutte le lingue romanze, e in questo caso vedete siamo andati oltre, anche l'inglese e il tedesco, perché se c'è una cosa importante da ricordare è che noi veneti siamo estremamente fortunati. Questa zona dell'Europa è la zona in cui si incontrano le 3 più 1, vorrei dire, grandi famiglie linguistiche. Poco più a nord, già coi Cimbri, abbiamo l'area germanica. Poco più a est, già con la Slovenia, abbiamo l'area slava. Noi facciamo parte dell'area neolatina e siamo incuneati in questo confine. E non solo, il veneto è la lingua neolatina, questo lo dico io, magari mi colperanno ma lo dico io, la lingua neolatina che ha più parole di origine greca al suo interno. Quindi il veneto è veramente una piccola gemma dentro queste grandi famiglie. E arabe ovviamente dovuto principalmente per i commerci, esatto. Ma il greco è molto più profondo perché è arrivato molto prima della forza, diciamo, marittima veneziana, per questioni storiche che il professore Ferguson ha già delineate. E qui veramente un minuto, avete in mano questo, se volete è semplicemente un promemoria per sapere che cosa si fa oggi anche per noi giovani, anche se ho 29 anni, non sono più giovane, però non so, decideremo altri. Su Telegram, LibreOffice in Veneto, aiutateci a chiedere Facebook in Veneto, anche questo è parte della lingua viva. Abbiamo fatto in questi 3 anni 28 corsi di lingua veneta, diplomando 500 persone in 6 province, abbiamo sviluppato un corso online per anglofoni, per imparare il veneto, e lo faremo anche in tedesco e in francese. Laboratori sulla lingua veneta nelle scuole a Campo San Piero l'anno scorso, Omago a Buie al Festival dell'Istro Veneto nel 2016, a Noventa Vicentina la settimana scorsa. Manuale universitario come internazionale, qui quando l'ho scritto mi è venuto un po' il batticuore perché ora vedo che ce l'abbiamo davvero il convegno, la pimpa in lingua veneta con la Panini, le traduzioni e un'ultima cosa che qui non ho scritto e vi chiedo veramente un minuto. Questo si chiama MOVO, ha un nome in latino, Matrix Optima Vocabulorum Omnium. Che cos'è questo? Il Veneto ha bisogno, vediamo una mano. Il Veneto ha bisogno, il Veneto ha bisogno di un dizionario. Il Veneto ha già dei dizionari, ne ha tanti, ne ha una trentina, del Veneto del Brasile, del Veneto del Messico, delle diverse varietà del Veneto in Istria e delle varietà venete, possiamo dire, nell'area principale. Che cosa abbiamo desiderato fare? Vediamo se sono tagliare il microfono e tutto insieme. Abbiamo desiderato in questi mesi in preparazione al convegno compilare la prima matrice, un Excel letteralmente, della lettera, mettendo il microfono, della lettera A di questi 25 dizionari al momento, solo della lettera A, solo le parole inserite con la trascrizione fonetica internazionale. Io ve lo apro così capite di che cosa si tratta, questa è solo la lettera A. Spero di non uccidere qualcuno. Questa è la lettera A del dizionario veneto monolingue futuro. Dateci una mano. Ancora non sta finendo, quanti metri si limita? 14 15 metri di lettera A. Ecco, io vorrei veramente ringraziare tutti quanti, spero che siamo in tempo perché possiate ritornare nelle vostre rispettive regioni e a nome di tutti quanti spero vi saluto e vi ringrazio io, vi ringraziamo per aver partecipato molto attivamente oltretutto e ci vediamo cari studenti nei prossimi anni perché faremo sicuramente molto altro.